Memoria, lavoro, legalità, un evento, un incontro dibattito organizzato dal sindacato con le istituzioni e la magistratura. Focolai e nuove zone rosse in provincia, un disastro a Favara, male anche Palma di Montechiaro a Caltabellotta. Musumeci, pensaci tu, l'AICA non è pronta a gestire il servizio idrico, il conto alla rovescia scorre inesorabile verso il 2 agosto, domani importante incontro con il presidente della regione. Il Sud rischia di essere tagliato fuori dai fondi dell'Europa, l'allarme di Legacoop, coordinamento Agrigento, Palermo, Trapani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La CGIL di Agrigento ha organizzato un incontro dibattito su memoria, lavoro, legalità, con rappresentanti delle istituzioni, magistrati, giornalisti ed in collegamento streaming con il segretario nazionale Maurizio Landini. Buon padrone di casa dell'evento il segretario generale della Camera del Lavoro di Agrigento Alfonso Buscemi. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. In occasione della strage di Via D'Amelio, dove ha perso la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, la CGIL di Agrigento ha organizzato un interessante e partecipato convegno dal tema La CGIL tra memoria, lavoro e legalità, svoltosi presso l'atrio del Teatro Pirandello, che ha visto la partecipazione del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, del prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, dell'arcivescovo Don Alessandro Damiano, del primo cittadino Francesco Miccichè, del giornalista Attilio Bolzoni e del segretario regionale della CGIL Alfio Mannino. È in videoconferenza in collegamento con il magistrato di origine agrigentine Alfonso Sabella e del segretario nazionale Maurizio Landini. L'evento si è svolto in due parti, una all'interno del foyer Pippo Montalbano, con l'esibizione della brava Stefania Bruno con le originali composizioni fatte con la sabbia, l'altro all'esterno con il dibattito moderato dalla responsabile della cultura e legalità della CGIL di Agrigento Maria Concetta Barba. Nel corso della manifestazione anche la proiezione del video realizzato dagli studenti del liceo Marolico di Messina, I 100 Passi, quindi la canzone degli artisti siciliani Siamo Capaci. Abbiamo preso spunto di questa triste ricorrenza per ricordare. Oggi parleremo con ospiti che tutti i giorni danno tutto quello che possono per l'affermazione della legalità. La CGIL ritiene che nessuno può tirarsi indietro rispetto a questo impegno perché non ci può essere nessun sviluppo, non ci può essere lavoro senza la legalità. Oggi vorremmo lanciare questo messaggio alla società civile, all'associazionismo, a tutto il corpo sano del Paese, che è la struttura, quella importante per dire stiamo insieme, affermiamo i valori della legalità, perché nella legalità ci sarà buon lavoro e ci sarà prosperità per tutti. Meno male che si fanno queste manifestazioni, perché abbiamo sempre il dovere di ricordare. Purtroppo tra l'altro questo è un evento anche amaro sotto tanti altri punti di vista. Abbiamo una situazione ancora non definita e questo non è sicuramente un bene. Dobbiamo ricordare e rinnovare un impegno di fronte a queste persone che hanno sacrificato la vita per aiutarci a voltare pagina. In un certo senso abbiamo voltato pagina, ma quanto sangue purtroppo è stato versato. Quindi è un momento in cui dobbiamo esserci per testimoniare che lo Stato continua a esserci e continua a essere presente. Sono molto grato alla CGIL per avermi invitato a questo incontro, a questo convegno, che ha un merito, che non si limita soltanto a ricordare Paolo Borsellino e le vittime della mafia, ma è propositivo perché cerca di coniugare la lotta alla legalità in senso lato con la lotta per il lavoro giusto, il lavoro dignitoso. E questa è una grande scommessa, quello di coniugare la legalità con lo sviluppo. La legalità e il lavoro è un binomio che spesso cozzano tra di loro in una regione purtroppo che va sempre indietro come la Sicilia. Questa regione è afflitta da una imprenditoria assistita, da una imprenditoria che molte volte è frutto di clientelismo, che non produce vera ricchezza.
poi afflitta anche da lavoro nero, da lavoro insicuro, da caporalato, per cui ancora dobbiamo lavorare molto per un lavoro che sia giusto e dignitoso. Un focus su Agrigento, considerando che lei ha il polso della situazione nella nostra provincia. Agrigento storicamente è afflitta appunto da un clientelismo che molte volte paralizza la vita politico-imprenditoriale, amministrativa della città, e in provincia abbiamo invece casi di sfruttamento, caporalato, ma soprattutto tanto lavoro nero nell'edilizia, nell'agricoltura e anche lavoro insicuro, abbiamo diversi incidenti sul lavoro. Sì, oggi è il giorno della memoria per quanto riguarda le stragi del 1992, opera della mafia, contro i nostri magistrati siciliani. È un evento importante, ringrazio anche la CGIL per aver organizzato proprio qui nell'atrio del Palazzo di Città questo evento. Si parlerà su sicurezza e legalità nel mondo del lavoro, dove spesso anche le infiltrazioni mafiose fanno da padrone. Attilio Bolzoni ha deciso di partecipare a questo evento per dare anche lui il suo contributo. In che modo? Domanda e rispondo facendo il giornalista. Speriamo che non sia una parata, come spesso accade il 19 luglio e il 23 maggio. Speriamo di riuscire a dire qualcosa, a confrontarci, a scambiare opinioni. Tu hai scritto anche un libro importante che parla anche di mafia. Beh, ne ho scritti più di uno, quale intendi? L'ultimo. Il padrino dell'antimafia? Sì, sì. Parla di mafia e di antimafia, parla della mafia trasparente come la definisce, devo dire felicemente, una giudice agrigentina di Racalmuto, la dottoressa Luparello. Io parlavo di una mafia incensurata, lei forse ha avuto più tempo per riflettere o forse è stata semplicemente più felice, e parla della mafia che si vede e che non si vede. E questa mafia molti fanno finta di non vederla, anche dentro lo Stato italiano. Legalità e lavoro dovrebbero andare a braccetto, solo che nel cammino si può inciampare o si possono trovare degli ostacoli che poco hanno a che fare con la legalità. Il ruolo della Chiesa è importante in questo campo, in questo settore? Il ruolo della Chiesa è importante certamente per i credenti e può essere anche un punto di vista utile per tutti, credenti e non credenti, certamente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Noi abbiamo sempre sostenuto che non ci può essere lavoro senza legalità e soprattutto non ci può essere lavoro buono, di qualità, senza la legalità. La legalità è una precondizione dello sviluppo e della crescita. Purtroppo ampie sacche della nostra economia sono permeate dalla criminalità organizzata e questo naturalmente non ha consentito alla nostra regione di avere quello sviluppo che si merita. Facciamo questa iniziativa il 19 di luglio in ricordo della strage di Via D'Amelio, dove saltarono per aria il giudice Borsellino, e naturalmente quello fu anche l'inizio della riscossa della Sicilia e dei siciliani. Purtroppo il tempo ha affievolito quella memoria e purtroppo il tempo ha affievolito anche le grandi mobilitazioni che ci furono in quegli anni. Noi oggi non soltanto proviamo a esercitare la memoria, ma proviamo anche a mettere in campo un'idea di sviluppo e di crescita della nostra regione che passa appunto attraverso la legalità, ma anche attraverso quelle rivendicazioni di progetti di sviluppo che sono necessari per dare risposte alle ragazze e ai ragazzi siciliani. Ci sono un discorso pubblico, 2 verbali nascosti per decenni, un passaggio delle intercettazioni di Tutorina sul contenuto dell'agenda rosa che svelano cosa avrebbe voluto denunciare Paolo Borsellino alla procura di Caltanissetta in merito alla morte di Giovanni Falcone senza averne avuto però la possibilità. Fu fatto saltare in aria, prima, insieme alla sua scorta con il tritolo in Via D'Amelio, 29 anni fa, compiuti giusto ieri, 19 luglio. La nostra fonte è il dubbio. Un dato è sotto gli occhi di tutti. Paolo Borsellino ha pubblicamente evidenziato un dettaglio collegandolo all'attentato di Capaci, un dettaglio passato però del tutto inosservato fin da subito e completamente svaporato tra le tesi della trattativa e altre piste inconcludenti, tutte piste che omettono le questioni terribili, una definizione coniata da Borsellino durante una confidenza fatta alla sorella di Falcone che riguardano la procura di
diretta all'epoca da Pietro Giammanco. Tutto nero su bianco nel verbale tenuto nei cassetti per quasi 30 anni, Falcone approdò alla Procura della Repubblica di Palermo, dove a un certo punto ritenne, e le motivazioni le riservo a quella parte di espressione delle mie convinzioni che deve in questo momento essere indirizzata verso altri ascoltatori, di non poter più continuare ad operare al meglio. Questo è il passaggio del famoso intervento pubblico di Borsellino fatto alla Biblioteca Comunale di Casa Professa. Non c'è altra interpretazione. Borsellino esordito con una premessa: deluderà i presenti, ma le motivazioni dell'omicidio del suo collega e fraterno amico Falcone le riserva alla procura di Caltanissetta. Man mano che parla qualcosa però lascia intravedere. Prima premette che i diari di Falcone, tutte annotazioni critiche nei confronti di alcuni suoi colleghi e della gestione delle indagini pubblicato dalla giornalista Liana Milella, sono veri, e sottolinea la loro genuinità perché li aveva letti in vita. Borsellino più avanti dice chiaramente che avrebbe rivelato il motivo per cui Falcone ha abbandonato la procura di Palermo, quella dei veleni, definizione quest'ultima di Borsellino stesso, come hanno testimoniato alcuni suoi colleghi di Marsala, ovvero Massimo Russo e Alessandra Camassa. Lo avrebbe prima detto alla procura competente, poi nel caso pubblicamente. Dal verbale dell'audizione al CSM del magistrato Antonella Consiglio si evince una testimonianza che svela il fatto che Borsellino avrebbe denunciato innanzi ai giudici nisseni tutti i malesseri interni alla procura. La dottoressa Consiglio aggiunge che Ingroia le disse che Borsellino era determinato in questa sua intenzione di tirar fuori in qualche modo, non so come, malesseri di quella procura, ed ero completamente all'oscuro di tutti i fatti che poi ho sentito e tutto sommato cercava appunto il momento opportuno. Poi è finita. Ma poi appunto è finita, quel maledetto 19 luglio 1992. Borsellino, che quasi ogni domenica mattina andava a trovare la madre, quel giorno ci andò di pomeriggio perché doveva accompagnarla dal cardiologo, una visita programmata per sabato ma poi spostata a domenica dal medico stesso. Il giorno prima della strage, questo lo sappiamo dalla testimonianza del fratello Salvatore Resa, il 5 aprile del 95 al processo Borsellino, il giudice ucciso dal tritolo era euforico, avrebbe detto alla madre, testuali parole: sono contento di questo che sto facendo perché sono riuscito ad andare in fondo e poi potrò smettere di fare il magistrato. Ebbene sì, Borsellino avrebbe lasciato la magistratura una volta denunciato la verità sulla strage di Capaci, ma veniamo all'agenda rossa scomparsa. Sappiamo, grazie alla testimonianza di Ingroia Resa, la commissione antimafia siciliana, che Borsellino ha cominciato ad annotare pensieri sull'agenda rossa una volta che ha scoperto che anche Falcone annotava tutto su un diario. Il contenuto delle annotazioni pubblicate tutto volto alla questione interna alla procura di Palermo. Cosa aveva scoperto di così terribile Paolo Borsellino tanto da annotarlo sull'agenda e pronto a rivelarlo alla procura nissena? Eppure, finché non si farà chiarezza su questo punto, la verità è sempre più lontana. Siamo un paese particolare, la Sicilia lo è ancora di più. Ci vorrebbero magistrati che abbiano il coraggio di calpestare i piedi anche ai loro colleghi potenti. Il segretario nazionale del PD Enrico Letta ieri a Palermo per la prima delle 3 Agora Democratiche, gli eventi pilota per lanciare la piattaforma online. Nel corso della visita in città il numero 1 Dem ha partecipato alle manifestazioni per ricordare il giudice Borsellino. Vediamo. Visita del segretario del Partito Democratico Enrico Letta in Sicilia. Letta ha visitato la regione siciliana incontrando i parlamentari regionali del gruppo, Lupo, capogruppo, Cracolici e l'agrigentino Michele Catanzaro, presente anche il vice segretario nazionale siciliano Peppe Provenzano, quello regionale Anthony Barbagallo. Letta si è poi fermato sulle tematiche attuali importanti del momento, come l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l'emergenza dei rifiuti in Sicilia. Altra componente quella del lavoro. Il segretario nazionale del PD ha anche lanciato da Palermo il percorso di democrazia partecipativa. Chi ci sarà deciderà. Allora, oggi è una giornata molto importante per noi perché per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, c'è questa partenza da Palermo del grande percorso di democrazia partecipativa che durerà fino alla fine dell'anno. Nella nostra ambizione sarà il più grande esercizio di democrazia partecipativa del Paese, esercizio nel quale chi vorrà intervenire conterà, nel senso che porterà le sue idee poi diventeranno parte
di dibattito nazionale nostro e soprattutto di decisioni, le porteremo avanti. Chi parteciperà conterà. In questo senso questo percorso avrà il suo inizio il 1° settembre fino al 31 di dicembre, però la piattaforma digitale è già aperta, ci si può già iscrivere e quella di oggi è la prima pre-Agorà che noi svolgiamo, ne svolgeremo poi un'altra a Bologna sui temi della sostenibilità mercoledì e un'altra sugli enti locali venerdì a Napoli. Il tema della legalità oggi a Palermo, perché ovviamente è un giorno molto particolare, io più tardi andrò a Via D'Amelio, sono stato nella giornata di oggi, ho avuto degli incontri importanti qui, ho incontrato i sindacati, abbiamo parlato con i segretari regionali di CGIL e CISL e UIL, abbiamo toccato tutte le grandi questioni che hanno a che vedere con i problemi del lavoro, i drammatici problemi del lavoro. Per noi il lavoro è la questione principale, sia il lavoro che c'è da difendere, ma anche e soprattutto le nuove iniziative che dobbiamo mettere in campo, per esempio nuova via maestra che è quella dell'apprendistato che noi dobbiamo riformare e soprattutto dobbiamo metterci tutti i soldi possibili perché con l'apprendistato i ragazzi possono entrare nel mercato del lavoro, senza apprendistato è tutto molto più complicato. E poi accanto a questi temi del lavoro abbiamo parlato lungamente sia con i sindacati, abbiamo parlato con il sindaco e ovviamente ho parlato con i nostri rappresentanti in consiglio nell'assemblea regionale, quindi con il segretario regionale, il nostro capogruppo e tutti gli altri nostri consiglieri della questione del dissesto dei comuni siciliani che rappresenta per noi un'emergenza nazionale. Da Palermo voglio lanciare un appello al governo nazionale perché so che si sta occupando di questo tema per dire che il PNRR, che è la grande occasione per il rilancio del Paese e del Mezzogiorno, ha alcune condizioni perché possa essere applicato. Una condizione è che i comuni funzionino, perché se gli enti locali sono al dissesto non c'è possibilità alcuna. Un'altra condizione è quella della riforma della giustizia. Ho letto che l'incontro tra Conte e Draghi è stato un incontro positivo, io me ne rallegro perché sono convinto che la riforma della giustizia vada portata avanti rapidamente e vada approvata rapidamente. Quindi se c'è stata una capacità di trovare delle intese, secondo me è una cosa positiva perché il nostro auspicio è quello di un'approvazione rapida, di una buona riforma della giustizia, quale è quella che la ministra Cartabia ha portato avanti. Parte la campagna referendaria sulla giustizia, c'è il servizio. La riforma della giustizia è stata sempre una bandiera di Forza Italia, noi ne parliamo da 20 anni e forse adesso è arrivato il momento di mettere mano a questo sistema che è abbastanza devastato, è stato ulteriormente devastato dall'oscurantismo grillino del ministro Bonafede degli anni trascorsi. Infatti grazie a Dio nella riforma del ministro Cartabia viene ripristinata la prescrizione che era stata abolita da Bonafede istituendo il fine processo mai. Oggi raccogliamo le firme, il secondo giorno di raccolta firme per Forza Italia qui a Piazza Cairoli, c'è stata moltissima adesione e moltissimo entusiasmo nel firmare questi referendum che prevedono la responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere, la riforma del CSM e altri punti importanti, perché c'è un'esigenza di giustizia, una richiesta di giustizia giusta da parte dei cittadini italiani ed è giusto dare voce. Il compito della politica non è finito, non deve finire, infatti qualche giorno fa c'è stata una riunione con il Ministero del Sud di Mara Carfagna che è stata la protagonista anche di questa legge nazionale, di questo emendamento che ha stanziato 100 milioni di euro per il risanamento di Messina e ha individuato il prefetto Cosima Di Stani come commissario, per cui la sinergia tra le istituzioni rispetto a questo obiettivo importante è importante e deve continuare ad esserci. Adesso bisogna raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile. Abbiamo atteso per oltre 9 mesi la relazione che doveva essere licenziata dalla commissione istituita dall'ex ministro dei trasporti Paola De Micheli, che doveva dirci se il ponte serviva o meno. Questa relazione ci dice che il ponte serve e quindi adesso aspettiamo il ministro Giovannini in commissione trasporti. Ho fatto richiesta in ufficio di presidenza 2 settimane fa e pare che abbia risposto, verrà a giorno in commissione trasporti a chiarirci quali siano le intenzioni del governo rispetto alla realizzazione del ponte, che è assolutamente necessaria. Aggiungo che rispetto ai problemi politici di un tempo c'è una maggioranza ampia che converge rispetto appunto alla necessità di realizzazione del ponte, sono quasi tutti favorevoli a parte il Movimento 5
Stelle, Liberi Uguali e un pezzo del PD, però la maggioranza delle forze in Parlamento e la maggioranza delle forze che sostengono questo governo chiedono il ponte, per cui è necessario farlo e fare presto. Allora, questo atteggiamento disfattista che spesso viene proprio dai meridionali, del benaltrismo, cioè che prima vanno fatte le altre cose e poi il ponte, è ampiamente superato ed è stato fallimentare perché non è stato fatto nel tempo né l'uno e né l'altro. Siamo consapevoli che esistono, che ci sono tantissime risorse per realizzare entrambe le cose, le autostrade, le ferrovie e anche il ponte, e anzi riteniamo che il ponte sia proprio da stimolo per accelerare tutte le altre opere che sono necessarie alla Sicilia. A Caltabellotto, in provincia di Agrigento, è stato un matrimonio celebrato nei giorni scorsi a generare un focolaio di coronavirus che ha contagiato 23 persone su 3.300 abitanti. Per altri 13 soggetti il test rapido ha già dato esito positivo. Si attende adesso il risultato del tampone molecolare a cui sono state sottoposte altre persone. Il sindaco di Caltabellotto, Calogero Cattano, non ha escluso per le prossime ore di voler richiedere al presidente della Regione Musumeci di dichiarare la zona rossa e afferma: sono in contatto con l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, attendo indicazioni. E i numeri dei positivi negli ultimi giorni non lasciano dormire sonni tranquilli al sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, che ha invitato la popolazione a vaccinarsi tutta. Tutti i giorni, dice Castellino, è possibile vaccinarsi anche senza prenotazione nel centro vaccinale Avvenire in via Vittime delle Mafie al villaggio Giordano. Il vaccino somministrato è il Moderna. Orario apertura centro vaccinale di Palma dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19, sabato, domenica 8-14. E il sindaco dimissionario di Favara, Anna Alba, annuncia: mi spiace annunciarvi che a breve saremo dichiarati zona rossa. La città è ormai a 100 contagi e il numero è in attesa di rialzo. Il paese, stando all'ultimo bollettino di Agrigento, era fermo a 61 casi accertati, ma la diffusione del virus è stata particolarmente veloce in questi giorni, arrivando in breve tempo al superamento della soglia per cui scatta l'individuazione della zona rossa Covid, con tutte le limitazioni del caso. Servizio idrico, i lavoratori a Palermo e i sindaci da Musumeci. La provincia di Agrigento rischia di rimanere letteralmente a secco. I dettagli nel servizio. Appuntamento per domani mattina davanti il Palazzo dell'Assemblea regionale siciliana, organizzato dai lavoratori della gestione commissariale del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, attraverso le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Il tempo stringe ed è a rischio la continuità del servizio idrico in provincia di Agrigento. Il tempo scorre e la data limite è quella del 2 agosto. Limite perché proprio quel giorno verrà meno l'incarico del commissario prefettizio Gervasio Venuti. Entro quel giorno ci si aspetta, o quantomeno il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa si aspetta, che sia l'AICA, la nuova azienda consortile costituita dall'ATI, a subentrare all'attuale gestione. Il problema non è però di poco conto, perché l'AICA attualmente è solo un'idea sulla carta, precisamente quell'atto costitutivo votato nei giorni scorsi e niente più, perché di fatto l'AICA non ha strutture né mezzi economici né un piano industriale, ha sì un CDA ma nulla di più. La situazione è alquanto complicata, il nodo principale è quello dei soldi. Di fatto i comuni, quasi tutti asfittici e qualcuno in dissesto, non hanno le somme necessarie per far partire la macchina che dovrà gestire il servizio idrico. In molti pensano che l'unico modo con cui si possa superare l'impasse è che intervenga la regione siciliana. A tal proposito c'è da registrare un incontro tra sindaci e governatore previsto per domani, mercoledì. Incontro importantissimo dal quale si spera di poter trovare la soluzione definitiva. Lo spera un'intera provincia che sta soffrendo già da diverso tempo, lo sperano i 300 lavoratori con le rispettive famiglie che stanno ancora lavorando sotto la gestione commissariale. Lo sperano anche tutte le imprese esterne che ieri hanno protestato e che rischiano anche loro il tracollo, con inevitabili ripercussioni sul piano occupazionale. E domani, intanto, incontro tra curatori fallimentari, AICA, ATI e giudici del Tribunale fallimentare. Si cerca una soluzione tampone per scongiurare il blocco del servizio idrico, in attesa che l'AICA possa partire e andare a pieno regime. Ma l'incontro più importante resta certamente quello con il presidente della regione siciliana. Palermo nella morsa del racket, 16 arresti, blitzi di polizia e carabinieri. Nel regno della vecchia mafia le intercettazioni svelano 50 estorsioni
a commercianti e imprenditori, nessuno ha denunciato. C'è il servizio. E come faranno a dire 100 euro il veicolo? E noi ci mandano in cazzolato, qualcuno che si porta 100 euro si piglia di 10 euro. Neanche il Covid frena il pizzo, le estorsioni a tappeto da Brancaccio a Ciaculli consegnano l'ennesima istantanea di una Palermo che tenta ancora di riscattarsi dal volere imposto dalla mafia. Nell'operazione messa a segno all'alba di oggi c'è tutto questo: associazione a delinquere, traffico di droga ed estorsione. Tra i coinvolti anche Giuseppe Greco, detto il senatore, nipote del defunto boss Michele Greco, meglio conosciuto come il Papa di Cosa Nostra. E così in questo nuovo scenario denominato stirpe, una bambina di 7 anni diventa paradossalmente pericolosa per i nuovi padrini di Palermo. Noi non ci immischiamo con Falcone e Borsellino, urlò il boss Maurizio Di Fede alla madre della piccola sua amica quando seppe che la bambina si stava preparando con la classe per partecipare a una manifestazione a ricordo della strage di Capaci. Non ti permettere, era infuriato Di Fede, mafioso del clan di Roccella, che negli ultimi tempi ha preso sempre più potere. Io mai gliel'ho mandato a mio figlio a queste vergogne. La bambina da un mese si prepara, la madre provò a placare così l'ira del mafioso, ma in fondo è solo una cosa scolastica. Di Fede però non voleva sentire ragioni. Noi qua non ci immischiamo con i carabinieri. La madre della piccola insisteva, la bambina teneva particolarmente ad andare con i compagnetti al giardino della Magione alla Calza per l'iniziativa organizzata dalla Fondazione Falcone. Di Fede sbottò. Alla Magione là sono nati e cresciuti i cornuti. L'epilogo però è questo: stanotte la procura distretto all'antimafia di Palermo ha fatto scattare il blitz con 16 fermi nel regno della vecchia mafia, quella di Ciaculli, la periferia orientale di Palermo. I poliziotti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile hanno smantellato invece il piccolo esercito di mafiosi ed esattori del pizzo alle dipendenze del mandamento di Ciaculli, che è articolato in 3 famiglie: Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella. Da qui le denominazioni stirpe, tentacoli. L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli racconta della sottomissione di almeno 50 fra commercianti e imprenditori che hanno continuato a pagare il pizzo. I boss puntavano ad ampliare il giro d'affari dopo il rallentamento nella macchina delle estorsioni imposto dall'emergenza pandemica. Hanno imposto il pizzo pure durante il lockdown, dice il questore Leopoldo Laricchia, un quadro inquietante nei quartieri di quella parte di città ove nessuno ha mai denunciato. Ma nel regno del Papa comandava adesso suo nipote, che voleva persino costruire un cimitero privato. L'emergenza sepolture diventa un affare, diceva. Sono intercettazioni importanti che raccontano la mafia in diretta, dice il prefetto Francesco Messina, il direttore centrale anticrimine della polizia. Queste parole fanno emergere tutto l'odio verso i giudici simbolo della lotta a Cosa Nostra. I mafiosi hanno fatto una scelta di vita che portano avanti fino alla morte. Con Giuseppe Greco i carabinieri hanno arrestato anche Giuseppe Giuliano, detto Folonari, e Ignazio Ingrassia, detto Boiacane, entrambi con un passato importante in Cosa Nostra. Ingrassia consigliere di Greco, ha contatti con alcuni boss del clan Gambino di New York, ma anche con esponenti dell''ndrangheta. Puntava all'organizzazione di un grosso traffico internazionale di droga. Con Maurizio Fede la polizia ha arrestato anche Giovanni Di Lisciandro, Stefano Nolano, Angelo Vitrano, Gaspare Sanseverino, Girolamo Celesia, Sebastiano Caccamo, Giuseppe Cirese, Onofrio Claudio Palma, Rosario Montalbano, Filippo Marcello Tutino, Salvatore Gucciardi e Giuseppe Caserta. Tu sei a Ciaculli, tu fai questo lavoro, devi garantire le nostre passerate. Se spiegato ogni mese me l'hanno dato nelle che lo fanno a 300 euro. Se lui dice, ma io non ti dirò, pigliata a casa e vendetela e battine, perché ti do fuoco, se non io fuoco, bicchieri da rincia. È stato un sindaco simbolo nella lotta agli abusi edilizi a Licata, il comune che aveva amministrato fino alle dimissioni avvenute dopo la sfiducia da parte del Consiglio Comunale nel 2016, ma era finito sotto processo proprio per il reato di abusivismo edilizio per la realizzazione di una tettoia. Adesso Angelo Cambiano è stato assolto per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale di Agrigento, giudice Katia La Barbera, così nelle motivazioni della sentenza, l'imputato
nel periodo in contestazione era assurto agli oneri delle cronache anche nazionali per la sua ferma opposizione contro l'abusivismo edilizio nel territorio licatese, non esitando ad orientare l'ottemperanza agli ordini di demolizione ed il suo impegno nella lotta all'abusivismo vedeva contrapposti quanti lo sostenevano a coloro che invece erano destinatari dei provvedimenti demolitori. Lega Coop Sicilia, coordinamento di Agrigento, Trapani e Palermo lancia un allarme. Il Sud rischia di rimanere tagliato fuori dai fondi d'Europa. Arturo Cantella. La Lega Coop Sicilia, coordinamento di Agrigento, Palermo e Trapani, esprime per mezzo del suo coordinatore Domenico Pistone la sua forte preoccupazione verso il Sud, che rischia di rimanere tagliato fuori dai fondi dell'Europa, chiedendo immediatamente a chi di competenza un tavolo. Per la Lega Coop il PNR rappresenta certamente, attraverso le ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa, una straordinaria occasione per fare dell'Italia un paese autenticamente moderno, capace di affrontare la sfida della transizione ecologica, per ridurre le diseguaglianze sociali ed economiche e soprattutto per eliminare il gap infrastrutturale, economico e sociale tra nord e sud del paese. In verità, per la Lega Coop Sicilia, alla luce dei primi bandi già disponibili, emerge un quadro che come Lega delle Cooperative ci preoccupa e non poco. Diversi comuni del meridione e soprattutto diversi enti locali siciliani versano in condizioni economiche e finanziarie assolutamente preoccupanti, in quanto o in dissesto o in predissesto, nella maggior parte dei casi in condizioni che impediscono l'approvazione dei bilanci. A questa situazione, che per la verità coinvolge le aree del mezzogiorno del paese, si aggiunge l'incapacità spesso motivata dell'assenza di personale adeguato in grado di poter offrire un'offerta progettuale competitiva con i comuni del nord. La Sicilia, in particolar modo diversi territori della Sicilia, presentano ancora prima della crisi pandemica una situazione di degrado sociale e economico, con una percentuale di disoccupazione e mortalità d'impresa non solo allarmante, ma ben oltre superiore alla media nazionale, con il rischio di essere tagliata fuori dai finanziamenti del PNRR. Sarebbe il preludio di una fine da scongiurare. 14 milioni di cittadini del Mezzogiorno vivono già in contesti non in grado di assicurare servizi minimi indispensabili, proprio per le condizioni in cui versano i comuni. Come Lega Coop Sicilia, coordinamento di Agrigento, Palermo e Trapani, chiederemo ai comuni dei territori di competenza, unitamente alle altre organizzazioni sindacali e di categoria, un confronto per capire su quali progetti puntare e come si intende procedere per costruire una rete in grado di favorire l'interlocuzione, le proposte e le idee e le visioni comuni. L'unico modo per scongiurare il rischio che il PNR per il Sud e il nostro territorio sia l'ennesima occasione mancata per la Lega Coop è quello di declinare un nuovo percorso di concertazione tra le associazioni di categoria ex enti locali, capaci di supportare la capacità progettuale degli enti locali e definire in tal modo un percorso che vada oltre la pratica della spesa storica, stabilendo uguali diritti di cittadinanza in modo coeso per tutto il paese. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. 55 anni fa, ieri ad Agrigento, era il 19 luglio 1966, il giorno che viene ricordato come quello della frana, oltre 5.000 gli abitanti sfollati. Vediamo. Paolo Cilona, un interessante convegno è partecipato, quello organizzato presso la chiesa dell'Addolorata, ecco, un consuntivo di un momento che ha visto anche la partecipazione di qualificate personalità a discutere su un fatto come quello della frana avvenuto nel 1966, proprio il 19 luglio. Bene, 55 anni fa la nostra città fu sconvolta da una frana che portò oltre 5.000 senza tetto. Ebbene, da quel momento successero dei fatti gravissimi, nel senso che tutti colpevoli, nessun colpevole, perché furono accusati di tanti atti non rispondenti a quella che era la normativa urbanistica. Ebbene,
attraverso gli atti che sono stati ampiamente dibattuti dai 3 magnifici relatori, l'avvocato Giovanni Tesei, la professoressa Alessia Cilona e dall'ingegnere Gabriella Battaglia, sono stati posti in essere quelle che poi sono state le condizioni della tutela e della salvaguardia della Valle dei Templi. Quindi il problema è la bellezza della valle salvata proprio dalla frana, perché attraverso la frana poi sono successi alcuni fatti rilevanti come quelli del decreto cui Mancini, che emise una pietra sulle costruzioni che andavano dal Colle di San Gerlando verso la valle e che dal villaggio Peruzzo andavano verso la valle. Oggi il problema è che la Valle dei Templi è patrimonio dell'umanità, ma questo bellissimo patrimonio rimane sempre chiuso, non ha bisogno di essere soltanto tutelato, ha bisogno di essere portato nelle condizioni che vengano qui ad Agrigento centinaia e migliaia di visitatori e quindi occorre trovare delle strutture importanti come quella dell'aeroporto. Si è dibattuto pure il problema di come allargare il parco archeologico inserendo il parco della Addolorata, perché il parco della Addolorata, così come è abbandonato senza alcuna risorsa, certamente non ha un futuro. Invece il parco della Addolorata inserito nel parco archeologico troverà una soluzione, soprattutto uno sviluppo, utilizzando anche il magnifico teatro che è stato realizzato all'indomani dalla frana con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Tutti questi argomenti sono stati dibattuti nel corso di un interessantissimo convegno al quale sono intervenute numerose persone, ma anche la frana è diventato anche elemento di ispirazione poetica. Ci sono stati poeti che hanno scritto delle bellissime poesie come Eva Di Betta, come Liliana Arrigo, anche Vera Di Francesco e Stella Camilleri. Quindi la frana è anche stata ispirazione letteraria e culturale. Su questi argomenti c'è stato veramente un grande dibattito al quale sono intervenuti decine e decine di persone. L'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano comunica le nuove nomine pastorali. Vediamo. L'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano ha comunicato le nuove nomine a cui seguiranno dei provvedimenti. Don Carmelo Rizzo termina il suo servizio a Licata e assume l'ufficio di parroco dalla parrocchia San Gerlando di Lampedusa, coadiuvato da Don Salvatore Piazza. Don Pino Agozzino, terminato il servizio nella comunità di Realmonte, assume l'ufficio di parroco presso la Beata Maria Vergine di Monserrato di Licata. Don Leopoldo Argento conclude il suo servizio di parroco presso la Maria Santissima del Buon Consiglio di Santa Croce di Porto Empedocle, assumendo il nuovo incarico all'ufficio di parroco della parrocchia Santa Barbara di Licata. Monsignor Alfonso Tortorici conclude il suo servizio di vicario per l'amministrazione e Don Gerlando Montana, Lampo, assume l'incarico di direttore dell'ufficio amministrativo. Don Nino Gulli è confermato economo diocesano. Don Matteo Mandisi mantiene l'incarico di vicario parrocchiale di Villaseta, assumendo l'ufficio di segretario dell'arcivescovo, prendendo il posto di Don Giuseppe Calandra, mentre Don Gaetano Montana assume l'incarico delegato diocesano per il Sinodo. Strade dei Sapori dei Nebrodi, un progetto che ha coinvolto gli istituti scolastici della provincia di Messina. C'è il servizio. Con una cerimonia tenutasi presso il Castello Gallego di Sant'Agata Militello sono stati presentati i risultati finali del progetto FED Territorio che Nutre. Questo progetto Territorio che Nutre è venuto fuori diciamo come lavoro da poter completare quello che è il nostro programma regionale FED, che abbiamo iniziato nel 2018, il primo anno, e siamo riusciti a lavorare con le scuole e far arrivare il messaggio di corretti stili di vita, corretta alimentazione come fattore di prevenzione per le malattie cardiovascolari e malattie cronico-degenerative in generale, compresi il diabete, compresi anche i tumori. Perché gli stili di vita e soprattutto la corretta alimentazione e il movimento sono due dei fattori modificabili
importantissimi per prevenire l'insorgenza di queste malattie. Bisogna partire da giovanissimi per fare in modo che i bambini acquisiscano corrette abitudini e se le portino per tutta la vita e prevenire che l'obesità, ad esempio, che spesso vediamo nei nostri giovani, inizi nella giovane età, nella tenera età e poi diventino adulti obesi e come tali a rischio di malattie che possono insorgere. FED è l'acronimo di Formazione, Educazione, Dieta Mediterranea. Il progetto ha coinvolto nell'anno scolastico appena concluso oltre 30.000 alunni e 322 insegnanti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado della provincia di Messina. Nel progetto sono state impegnate le dietiste Lidia Loprinzi, Noemi Vacirca, Mattia Papa, gli associati di Strade dei Sapori dei Nebrodi e la Banca Vivente del Germoplasma. Io faccio parte del team di dietisti SIAN che ha collaborato al progetto Territorio che Nutre, progetto dell'ASP di Messina in collaborazione con l'Ente Parco dei Nebrodi. Abbiamo coinvolto 13 istituti, 12 istituti comprensivi e un istituto di istruzione superiore per la valorizzazione del territorio. Abbiamo cioè, proprio in collaborazione col Parco dei Nebrodi, fornito alle scuole del materiale didattico coadiuvato da video delle filiere dei prodotti alimentari e così le insegnanti hanno lavorato con i bambini e devo dire c'è stata una grandissima partecipazione anche da parte delle famiglie e hanno realizzato dei lavori stupendi, infatti è stata allestita una mostra che raccoglie tutti i lavori. Le nozioni apprese sono state trasferite su pannelli che con disegno proverbi antichi hanno permesso un'interpretazione dell'argomento trasferendo dall'educazione alimentare a quella artistica le competenze acquisite. All'interno del progetto il mio ruolo è stato quello, insieme alle colleghe e alla nostra responsabile, di diffondere appunto questo stile alimentare che è sempre stato quello che ci caratterizza, quello mediterraneo e che da tanto tempo magari è un po' più trascurato. E abbiamo voluto appunto nelle scuole, nelle varie istituzioni portare la dieta mediterranea, farla riscoprirla e portarla a disposizione di tutti, dai bambini alle famiglie che hanno riscoperto i gusti di un tempo. I ragazzi hanno risposto bene, con entusiasmo, innanzitutto perché hanno avuto la possibilità di riscoprire tramite i nonni o anche i genitori quali erano le basi, i fondamenti della dieta mediterranea e poi hanno fatto dei confronti con l'alimentazione attuale, con quello che loro abitualmente sentono, mangiano o sono invitati a prendere. È stata la conclusione di un progetto insieme all'ASP per l'educazione, diciamo, alimentare dei bambini. Come vedete anche dai loro lavori è stato un successo e questa sinergia tra istituzioni, tra Parco dei Nebrodi e ASP ha dato i suoi frutti, ha dato buoni frutti, ha fatto conoscere ai nostri ragazzi, ai nostri bambini la cosa più importante che è il cibo, ma soprattutto il cibo nostro dei Nebrodi e del nostro territorio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.